Ok. Boh. Ci siamo, Beppe. Ci siamo. Ah, boh. Perfetto. Godo. Andiamo col tablettone. Ciao Asani e ciao Giangrosso. Asani, che però per tanti è il buon Amadeo. Chissà, Amedeo o Asani? Questo è il problema. Chiaramente se io ho le possibilità di scoprire questa cosa, Amedeo è bannato da tutto se è la stessa persona, ovviamente. Se io ho le possibilità di scoprire questa cosa. Quindi rischio ban. Ciao Antonio Celentano. La gelosia. Ciao Pettina. Ok, ok. Ricordo il mi piace per sostenere la causa di Amedeo Asani Doni. Allora, boom boom boom. Scesiamo, scesiamo, scesiamo. Boh. Rimaniamo un po' in attesa. Lo so, lo so. Guarda caso ancora non arriva ma Amedeo sta rischiando, ragazzi. Sono tre le possibilità. Voglio le prove, Amedeo e Asani insieme, altrimenti Amedeo squalificato da tutto. Amedeo per salvarsi, come si dice, per salvare la faccia, salvare la squadra e salvare, diciamo, la sua reputazione, deve donare 10.000 euro entro 30 minuti. Chi cazzo è Doni? Pappapero, pappapero. Allora, raga, qua la situazione è la seguente, ragazzi. Aspetta, prima di vedere però un attimo il calendario. Se mi Allora, il calendario. No. Programma. Allora andiamo a Monza contro la prima della classe, poi Venezia Catanzaro che è la sesta, e poi la penultima, contro lo Spezia bisogna vincere. A 3 partite mancano. 3 partite e siamo secondi con 2 punti di vantaggio sulla Samp e mettiamoci anche Doria. Almeno secondi, il primo posto è impossibile. Cioè, secondo me anche con 3 vittorie e c'è lo scontro diretto comunque impossibile. Mm. Con i 2 punti sulla Sampdoria sono fondamentali. Attenzione, ciao Francone. Attenzione, Amedeo e Asani insieme. Però c'è un piccolo problema. Amedeo sa come sconfiggere il sistema youtubiano. Ricordo sempre il mi piace per sostenere la causa di Amedeo Asani Doni. Vabbè. Siamo già 11 spettatori. Una scuola di calcio. Palermo, ultimo, incredibile. Fiori, dobbiamo. Qua sono teso perché voglio la promozione diretta. La pretendo, la pretendo. Ma Gui, Agi, ci sono. Eccolo qua, Umberto Ugoccione. Ho sentito il buon Prussia, che oggi mi sono visto anche la prestazione incredibile del Prussia Real United, è grandissimo. Vediamo se magari ci dà un saluto. Ecco. Ma che vi siete fumati? Ma cazzo Neso, Adoni. Tu sei Donadoni. Amedeo Donadoni. Che manca poco, raga. Comunque, a breve, live su Eurotruck. In un inglese di padrelingua. Il Prussia, ragazzi. Ma il Prussia mi gasa. Cioè, il Prussia è gasante. Cioè, è un pazzo come noi, il Prussia. Cioè, veramente, d'altronde, quella è la generazione di millennials pazzi, scatenati su PES. Ovvio che sono iscritto, figurati, ma da una vita. Ehm, no, perché Prussia è proprio il classico bomberone di noi altri, cioè come noi. Sì, bravissimo, laziale Gianpiccolo. Sì, sì, il Prussia te lo godi, te lo godi. Te lo godi il Prussia. Allora, vediamo un po' messaggio. Attenzione, Medeo Doni manda un messaggio. Ciao.
Speriamo, ecco, forse che un altro. Scusate un attimo. Scusate, ma cosa sta? Siamo in linea, ecco. Allora, vediamo. Svizzera, Qatar e Canada, incredibile. O comunque l'Italia è famosa per beccare sempre una dei paesi, insomma, fondatori del calcio. A parte gli scherzi, sempre la squadra di casa, quasi sempre, però la vedo dura, sinceramente. Lo so. Comunque, da quello che ho capito, Fake Amedeo contro il Monza. Nisba, come si suol dire in polacco antico. Però ho bisogno di Gui, datemi, ho bisogno di Polemangai. Ma Polemangai non mi tira pacco il signor Gui. Uè, signor Gai, uè, Gai. Allora, la Germania, Gabeka. Ma dai, il girone della morte qual è? Aggiornatemi, voglio un aggiornamento in tempo in reale. Ah. No, beh, sì, no, ma per l'Italia è finita purtroppo, cioè il 2006 è l'ultimo anno. Perché l'Europeo è stato proprio un qualcosa di incredibile, sinceramente. Però, boh, vai. Attenzione, interviene Udine, 29 minuti. Amedeo Doni porta in vantaggio l'Udinese. Scusate, un po' di panico. Ok, siamo in 15, grazie a tutti. Ricordo sempre il mi piace per sostenere la causa di Amedeo Asani Doni. Francia, Norvegia, Senegal, bella. Bella questa, bella, me la godo. Ma il Brasil? Non ho saputo un cazzo, cioè, proprio per entrare qua in live ho fatto non so cosa. Salutiamo il Menca. Giosu. Giosuè Tosato, ragazzi, e me lo godo. Ciao Tosato. No, per me non passiamo, rischiamo tantissimo, soprattutto vabbè, se contro il Galles so cazzi, ma sono tutte le prove per l'Italia, è difficile anche il San Marino. Mencarelli. Cazzo, il Mencarelli, ma è il Mencarelli, ragazzi, un uomo che ha scritto pagine indimenticabili. Brasile e Marocco. Mencarelli, bell'uomo Mencarelli. Anche lui. Un ottimo uomo. Ma ragazzi, notizie da Paul Mangai? Grazie, caro, grazie. Grazie. La ringrazio, signor Tosato, la ringrazio. Un abbraccio. Brasile e Marocco come 4, ma non un girone da 3, no. No, gironi da 3 sono no, scusate, sono gironi da non mi ma adesso veramente un boomer, cazzo. Ma sono gironi da 3 passano le prime due, gironi da 4 e passano le prime 3, non mi ricordo un cazzo. Mamma mia, mi sono preso male una volta da database era cazzo. Oh, no, ma davvero perché poi ma come va? Ho letto comunque sul Corriere della Sera, Polei Mangai, regista rivelazione, 2 film porno in 10 minuti, cioè una roba incredibile. Gironi da 4 e passano sempre. Ma come? Ma cazzo, non avevano cambiato il formato? Passano tutte le prime due, tipo. Ah, ok, bombo. Non mi ricordo. No, boh, guarda, anche sì, infatti, gironi da 3 è un po' triste. Mm. Va bene, va bene. Va bene, dottor Gai. Ma il dottor Gai. Agi sta trombando, va bene. Anche Sidoti manca, manca gente qua. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Eccolo qua. Ma quanto cazzo hai scritto oggi? No, cioè, non ci sono messaggi prima, Gheorghe? Cazzo. No, non vedo messaggi. Il primo messaggio di Gheorghe è questo. Manco mi legge. Non è. Oh, te lo giuro, eh. Vediamo. Scusa un attimo. Provo a riaggiornare, ma. Il dottor Agi, vediamo. Dottor Agi, dottor. Beh. Io non vedo. Ma come no? Poesia in movimento Agi, ma non te vedo. Cioè, il primo messaggio di Agi. Manco mi legge. Vaffanculo a tutti, me ne vado.
PS, grande Milan contro la Lazio. No, non leggo niente. Buon raga, tra 2 minuti partiamo. Ai 35. Ricordo mancano 3 giornate alla fine. Siamo in questo momento secondi, quindi promozione diretta. Speriamo bene. In classifica capo, cannonieri. Allora, vediamo la classifica capo e mettiamoci anche i canno. I neri mi stanno un po' sui coglioni. Allora, classifica gol. Siamo in testa con un gol su Massimo Punta. Ok, anzi minimo punta. Dobbiamo stare attenti a minimo punta. Va bene, va bene. Lo so. Buono raga, dai, partiamo. E ricordo sempre il mi piace per sostenere la causa del piccolo Amedeo. E chiaramente non gioca fake Ame, cioè incredibile, ma sono proprio stronzi, però. Vai, contro il Monza prima della classe, primo posto è impossibile. Ecco. Amedeo a rischio ban. Banned. Beh raga, bisogna veramente il supporto perché 3 giornate voglio la promozione diretta. Vai Fioi. Siamo allo stadio del Monza. Welcome to France now, we're live. No, Cinope. Dai ragazzi, dai vittoria, finché vittoria sarà. Vai, si parte ragazzi. Di solito con Agi non giochiamo benissimo perché sentiamo la pressione di un uomo bello, intraprendente, molto ricco anche e intelligente. Vai. C'è minimo punta che 18 gol, noi però 19 per il momento. Ecco Gai signori. Mi raccomando Gai, mi piace per sostenere la casa di Amedeo Asani Doni. Ocio Fioi. Eccolo qua, il come bello come il sole di notte. Ma senza fake Amedeo so cazzi. Bello questo. Involati. Dai, ma ecco, cominciano le bestemmie. Raga, ho bisogno di supporto però, siamo già in difficoltà ragazzi, al 7° minuto. Pedro Obiang. Servono punti raga, servono punti per la promozione in diretta. Attenzione. Monza squadra forte, Fiori. Grande Tosato. Ocio. Mamma mia. Sì, ma con Biarcason non fa un cazzo con Biarcason. Per il momento è un Monza dominante. Bravissimo Bussio. Distendiamoci. Ma no, ecco, questo è Biarcason. Madonna Biarcason, lo odio. Un coglione biblico. The Biblic Collions. Ocio. Little Wonder. Ma il fake Ame che svuole in panchina, cazzo, perché stroppa un coglione. Ale. Forza Monza Ale. Vai. Non perderla. Non crossarla, aspetta un attimo. Dammela adesso. Veneziano la metti in mezzo. No, sei un coglione. Ma dai. Ma dai. C'è Cinope contro di noi. No, ma che... Vabbè, allora vogliamo andare in Serie C, cazzo. Inguardabile sto passaggio, ma... Incredibile, però ci ha mangiati. Dai, veloci, Fio, dai, Eboa, dalla di là, buono. Non l'ho chiamata. Senti i cori del Monza, ragazzi. Monza Real Madrid. Non è mai fuori gioco. Dalla rimessa, attenzione veneziano di cuore. Niente, senza Amedeo, impossibile.
Dai, dai, dai. Niente, non la chiamano e la passano così, come si incazza e bestemmia in aramaico antico. Veloci, veloci. Lo so, però finché me la passano così. Oh, sponda simulator. Dalla, dalla su. Bravissimo, come madonna. No, e quello dorme. No, vabbè, ma sono pagati. Sono pagati, signori. Non corrono, sono rincoglioniti. Rincoglioniti. No, un anno in A voglio farlo col Venezia, però un anno solo con questa squadraccia. Bjarkason è un coglione B. Va bene. Veneziano incazzato. Dai, che il Monza è già prima praticamente. Porca miseria, deve rompere i coglioni. Dalla. Bravo. Veneziano, esternazzo di una purezza quasi disarmante. Ah, la perde sto coglione. Male, male, male. Monza è bella squadra, si vede comunque. Ciurria. Fa quel che vuole Galazzi. Non prendiamolo, non prendiamolo. Come deve tornare indietro. Altro passaggio sbagliato. Bravissimo, bravi, bravo Stroppa, che mettiamo in campo le merde. Sì, il gigamercato. Ricordo, un bel mi piace per sostenere la causa di Amedeo Doni, ragazzi. È a rischio ban per un doppio account. Uno dall'Italia, uno dalla Romania. Intercettato da Gheorghi, bell'uomo Agi. E Polei Mangai, dove cazzo sta? E Polei Mangai, e Polei Mangai. Fa film porno e tromba come un gai. Niente, qua situazione tragica. Cosa fa? No, vabbè, vabbè. Ho capito, dovevamo andare ai playoff perché sono coglioni. Cioè, è ufficiale la cosa ormai. Playoff sicuri con sti rincoglioniti. Veneziano, sempre d'esterno alla Modric. È partita la luce perché è partita. Ma puttana. Ah, scusate. Poi boh. Obiang. No, non mi aspettavo però Fake in panchina oggi. Bravo, il Cume. Mamma mia, il Cume è bello come il sole di mezzogiorno. Ma i miei compagni sono coglioni come il sole di notte. Occhio. Niente, il Monza fa quello che vuole comunque in palleggio. Il centrocampo è troppo superiore. E fallo dove, dai? Ma per cortesia, ma per cortesia. Male, 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 male. Siamo in 21, grazie ragazzi, incredibile. 21 comendiani. Un bel mi piace, raga, per piacere, perché sono preoccupato che è a rischio banner. Purtroppo da regolamento devo fare l'influencer. Chiedo mi piace. Donazioni no, perché quello deve fare Amedeo. No, sono incazzato nero, cioè devo pensare ad altro perché sta girando i coglioni. Stiamo giocando con la squadra peggiore della storia, nel senso senza Amedeo, senza nessuno. Bello, questo è bello però Cume, il Cumendone. Missile comendiano! No, era gol. No, non è vero. Non è vero.
No, non ci voglio credere. No, non è vero. Non è vero, non è vero. Questo era gol. Ladrata, Kume. Vai, Kume. Tira, fai qualcosa. Il Kumendone si gira da campione, no, da coglione. Mamma mia, ladrata incredibile. La porta si è spostata. Tutto vero. No, Fiori. Questo è un brutto segno sto gol. Mangiato così. Occhio. Se perdiamo è finita. Mamma mia. Non ci vogliono in Serie A, ha ragione Celentano. La gelosia. Ma senza il fake. Oh no, non entra il fake. Incredibile stroppa, vergognoso. Una merda. Bravo, vai Kume. Vai Kume di cuore, non è fallo. Ti prego, ti prego. Ma cos'è sta roba? Dai raga, dai raga. Vai Kume, ti prego. Uno da ti prego, dammela subito. Che la mia azione è questa. La ladrata è compiuta da Chinope. Anche il palo adesso, Chinope, grande Chinope. Brutta cosa questa cosa di Chinope. A rischio ban Amedeo e Chinope a rischio ban. Due sono le cose che possono salvare i ragazzi. O una donazione di 10.000 euro o 7 mi piace in un minuto. No, sono nero, Fiori. Gol. Guarda, chi cazzo sei? Ma vaffanculo, Ma vaffanculo. E adesso rischiamo di brutto il secondo posto. Che schifo. Che merda, guarda. Veneziano nerissimo. Veneziano di rabbia, ma incredibile. Un tiro, un gol. Bravi. Bravo Monza, bravo. Ah sì, ce l'ha a morte sta roba Agi. No, ma Agi è veramente un rumeno pazzo, nel senso buono del termine. Cioè lui si ricorda tutto, è proprio rancoroso. Cioè si ricorda ancora di quel Leeds che era poi palese che dovevo fare sta cosa, ma Agi non vuole, perché Agi è una persona onesta, ragazzi. Gheorghe, bell'uomo Agi. Un uomo ricco, bello, con una famiglia importante e con un conto in banca da record. Ma va in culo, guardalo, ma va a cagare. Che schifo. Comunque con Agi, ragazzi, è incredibile, Con Agi non si vince mai. Veneziano. Ma che bello. Che bello vedere tutto questo. Comunque Agi è incredibile, non mette neanche il coglione. Con Agi abbiamo una media vittoria dello 0,5%. No. Incredibile. Pali, miracoli. Bravo. Chiamaro finale. Proprio sul più bello stiamo rischiando di perdere la promozione diretta. Che tristezza, ragazzi. Adesso fischia la merda. Attenzione, almeno il pareggio. Almeno il pareggio. Ma non... No, devi andare a fartelo... No, vabbè. No, non va. No. Silenzio.
Silenzio. Sono schifato da questo scempio. Adesso la Sampdoria ha vinto 11-1. 11-1 per la Samp. 1-1, meno male ragazzi. Mamma mia, un punto di vantaggio. Monza già prima. Vabbè, Monza. Vabbè, guarda, sta uscito che mi giri i coglioni. Vediamo minimo punta se. Vabbè, silenzio. Silenzio. Sì, un grande coglione, non un grande onore. Che schifo. No, una roba inguardabile sta partita. Ok, minimo punta, almeno anche lui è fermo a 18. Bah. Catanzaro, adesso però. Oh, c'è Fake. Adesso gioca Fake. Ma andate a cagare. Vergognoso. Tutto ridicolo. Due partite per la diretta. Scusate, supportate il canale del Cume, ragazzi. Vai. Adesso vediamo con il Fake, però un punto è brutto adesso veramente ci giochiamo la promozione. Meno male il pareggio doriano. Veneziano. La bruttissima. No, vabbè, ma è fallo da espulsione con diffida per 62 anni. Braccino corto per il Venezia, lo percepisco. Speriamo bene. Andare ai playoff così vuol dire rimanere in B un altro anno, secondo me. Non l'ho chiamata. Ancora fallo sul Cume, però gomitata bruttissima, mamma mia. Niente, la squadra proprio sente la pressione. Poi ha cambiato modulo, perché Fake a destra, Fake. Vabbè, guarda, sta così dove stanno girando veramente i coglioni, Dai ragazzi, su. 2 vittorie per la promozione. Niente. Cume, no, non c'è proprio la squadra, ma Stroppa si è venduto le partite, poi un modulo che non capisco. Molti fischi, ha paura il Venezia, lo sento, lo percepisco. Dopo una rimonta memorabile, secondo posto, con un vantaggio di 4 punti, forse anche 5 sulla Sampdoria. Siamo in pieno crollo con 2 sconfitte di fila. No, non c'è più la squadra, non c'è più. Incredibile. Perde la testa Veneziano, eccolo qua, il cavallo pazzo. Brutta. No, ma non c'è il Fake, mi sono sbagliato io. No. Non mi sembra il Fake quello, cioè non capisco, non sto capendo. No, non ci siamo proprio. Male. Oh, Mayweather, bisogno di supporto perché stiamo rischiando lo schifo. Pompetti, ragazzi, Marco Pompetti, un mi piace per Marco Pompetti. Comunque, raga, a parte gli scherzi, ma quanto è bello, come si dice, commentare una live da influencer. Cioè, qua siamo influencer di classe, cioè
Siamo gente di un certo livello, eppure non riusciamo a battere neanche Catanzaro. Lovely deep Oh, ma pass. veramente con Agi è incredibile. O Agi è veramente un hacker, è un low hacker. È un low hacker Agi, cazzo. Non vinciamo mai con Agi, oh. E non segna pochissimo con Agi. Aim forwards. Dai, dobbiamo sfatare. Guarda che roba, dobbiamo sfatare questo tabù. Fioi. That's been drilled forward. He is onto it in a flash. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Non l'ho chiamato. Ma cosa la squadra? Forwards. Let's cut it out. And Squadra that is finita. blocked away. Veneziano, bravo. No! Played out to the right. No, vabbè, ragazzi. Va bene, va bene. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Catanzaro clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly. Ma non addosso, Dio madonna. Ciao Agi, ciao caro, mi spiace. Ciao bello. Niente fiori, qua riusciamo a rischio, eh. He is just caressing the ball. Oh, Ciao what a Tosato, ciao caro, mamma mia. And the header is disappointing in the end. You really could have done with engaging those. Raga, crosses vi much prego, higher up the pitch supporto there. fiori, siamo messi malissimo. It's good running with the ball. Bravo Kume, madonna che bella azione. Looking here to chip it Ma through. dormono. Danger averted for now. That'll be a throw in. 20, grazie, 20 spettatori. Ricordo sempre il like per sostenere Amedeo Doni che non mi caga neanche più lui ormai. Cioè, sulle 3 partite più importanti la chat dorme. Guy a registrare film porno. The final action of the first half. Grazie, Guy, sono nervoso, sono nervoso. Sono nervoso, piccolo Guy. Sono nervoso perché la squadra non gira. Well, simply put, Peter, Stiamo rischiando. Se andiamo in playoff non andiamo in Serie A perché la squadra è cotta. need to play with La more squadra è courage in the cotta, second porca half puttana. and a lot more intent. No goals at this stage. Guarda come la passo, guarda che roba, non mi sopporto più. 0-0 here and Mamma mia. Poi adesso dovremmo, non so se qualcun altro anche. underway. So neither side has yet broken through. Dai, fiori. Quick ball upfield. Well, the moans and groans from the stands now are very Non lava. Che disastro, che disastro. Fighting looking ball that. Speriamo, Guy, speriamo. Magari. Ma se no non può sbagliare 2 partite. Sponda simulator. Cuts out a supply. Calma, calma, calma. Dammela adesso. Niente. That's really E well fino a maneuvered. quando potremo trombare Pole Vangai. Out to the right. Vai a spaccare. Niente. Now who's going to be first to this? Yeah, very careless and Le dura, le dura. good at that. Male, male, male. Venezia in grossissima difficoltà. Tifosi in silenzio. Sono preoccupati, si vede. E hanno ragione anche. Still absolutely nothing to report here goals wise. Guarda che no, no, vabbè, Fred. Non dobbiamo andare in Serie A diretti. È abbastanza palese. Spread out to the left. Che bello, che bello, che bello. Very few chances to talk of. Jim. Vai, vai, vai. Defence is, it seems, on top here. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts. No, non fa apposta. Non azzeccano un passaggio. The spark this contest in Niente da life. fare. And they can counter here. Bene. Liberali. Liberali. That's good play. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Non perderla.
Di tacco non sanno neanche giocare a calcio, uno di tacco. Marcatissimi i fiori. Bello. Ma cos'è sta? No, dai. Calcio d'angolo almeno? Neanche. Vabbè, ma tu. Niente, non riusciamo a sfondare. Già al 70esimo, fiore. Oh, can he get onto this? Bravo Kume. Serve l'acuto. Bravo Kume! Silenzio, cazzo. Silenzio, di sinistro. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he Dai, just cazzo. slips Oh, ma in. viaggi, gol. Incredibile. The referee's seen the ball and Dai, raga, sfondiamo il tasto dei... Vaffanculo. Dai, fioi, dai. our breakthrough. Look, you can't deny that it's a blow, but this Calmo, game Chinope, is calmo, all Chinope. Ho time. capito che sei un uomo bizzarro. Ma ti prego. A real charge here. Stiamo calmi, stiamo calmi. Ball in. No, fiore. Cracking ball. No, Vardio. Come corri però? Over to the left. No. Expertly cut out. Really nicely done. Bravo, dai che andiamo. Catanzaro really are showing Il Kume all si the distende. necessary urgency, but it's Bello sto potency they need. passaggio. Fallo, ovviamente. The referee's given it. Calma, fioi. Booking. C'è tensione, Beppe, c'è tensione. È fondamentale, questi 3 punti sono fondamentali per arrivare all'ultima con Marco Pompetti. Voglio Marco Pompetti, ragazzi. È il mio idolo ormai. Bravo Kume. Kicking themselves after that. That could well have been it. Bravo Kume. No, speravo qualcosa di più erotico. Aim forward. Kume spondone. Bravo Kume. Eccolo qua il Venezia. The white man. Ha preso coraggio, però siamo stanchi. No! No, sono fuori l'ultima Just given giornata. a free kick. This is interesting. He has already had his name taken once. No. And he has taken a temporary of this, a second yellow, and that means red. Well, the protest continues, but in the end they are defending. Rischio di perdere Serie A e scarpa d'oro, incredibile. Well, there may be some scope for debate Espulsione alla penultima giornata. over the offense, but none over its repercussions. We'll have to see out the rest of the game with 10 men. Questo è bruttissimo. Moso cazzi. Intanto dobbiamo tenere anche questa, speriamo. In un minuto è cambiato tutto. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect? Il Kume piange in panchina, bellissima scena, incredibile, un Kume in lacrime, That's really well maneuvered. una scena toccante. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Teniamo almeno questi 3 punti e poi sperare nella Samp. And time is up. Well, that was close. È un dramma sì, ragazzi, è un dramma sì. Real ride that had all of us glued to our feet from the very beginning. Vinciamo, ma con la morte nel cuore. La Sampdoria vince col Monza. Dai, ma che schifo Monza, scusami, ma veramente che schifo. Non ho parole, ci giochiamo tutto. C'è anche l'Empoli che può. Non ho parole. Ci giochiamo tutto senza il Kume, lo Spezia è il penultimo. E dobbiamo pregare. Non ci credo. La Sampdoria ha perso, non ci credo. L'Empoli ha vinto. Vabbè, siamo fuori. Incredibile. Alla fine va l'Empoli, dobbiamo fare i playoff. Non ho parole. Perdiamo contro l'ultima della classe, praticamente. Ciao Tecnogamer grande. Non ho parole. Non ho veramente parole per descrivere l'inculata. Non ho parole, ragazzi. Ciao vecchia, ciao.
Non ho parole, ragazzi. Il Monza ha fatto una cosa inguardabile, però. Cioè, veramente, adesso so cazzi, perché adesso veramente rischiamo. Grazie, Tecno, grazie, caro. Ricordo di lasciare un mi piace, vi prego, perché sono veramente distrutto da questa situazione. E vaffanculo. Sono nero. Colpa mia, quell'espulsione là, però è stato un coglione. No, mea colpa, mia massima colpa. Spero di no, perché tanto vediamo la classifica. Non so, ho perso anche la scarpa d'oro. No, vinciamo con 20 gol, capocannoniere, il mago qui. Praticamente in assist. Berti. Non ho parole. Non credo, come qua. Siamo qua, però. Sono sincero, ho un po' paura adesso perché. Grazie, perché la squadra è distrutta dopo veramente quello che è successo. È difficile andare a commentare oltre. Ripeto, io ho sbagliato, un'espulsione così da coglioni, non ho nessun problema ad ammettere questa fottutissima cosa, però abbiamo pagato in maniera sfortunata. Sto controllando una cosa, abbiamo pagato, cioè vabbè, non so cosa dire, ve lo giuro, sono scioccato. Sono scioccato. Sono scioccato. Beh. E adesso dobbiamo veramente tirare fuori i coglioni. Vai. Per la promozione, teoricamente siamo avvantaggiati, spero che come si dice, teoricamente noi basta pareggiarle entrambe. Però massacrante. Vabbè, basta, ormai è andata così, stop. Qua dobbiamo dimostrare di che pasta siamo fatti. Dai! Grazie Tecno, grazie. Sei arrivato nel momento peggiore della storia, però, perché la promozione diretta all'incubo. Attenzione, il Cume subito di rabbia. Lo so oggi. Tirare fuori le palle, ragazzi. Tirare fuori le palle. Noi siamo più forti di queste squadre qua. Veneziano. Sbaglia Veneziano, è nervosissimo il Cubo, lo vedo, con l'espulsione là. Guarda. Veneziano. Ma non è fallo, dai! Ma dai! L'Empoli, così l'Empoli a caso, tipo 5 maggio. Dai, invogliamoci. Dalla bene. Vai Cume, di rabbia, di cattiveria, di prepotenza. No, il Cume è andato, non la passa neanche. Un Cume sull'orlo di una crisi di nervi. Non ci credo, guarda contro chi stiamo giocando, dai. Non ho parole. And he welcomes it in. Ok, veloci però. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Striscione comunque bellissimo. Adesso anche a Mantova, i tifosi veneziani, Cume. Sei il nostro idolo, grazie comunque di tutto. Ma senza la Serie A sei uno stronzo. Questi sono i messaggi da muovere per il Cume. Vai fake è andato. Scusami Tecno, ma adesso sono concentrato. Comunque Bose che si è un po' calata nel tempo, però Bose sicuramente preferisco. Però scusami, sono un attimo concentrato perché
Perdere la Serie A così non è simpatico. Guarda, va sto coglione. No, perché la squadra è andata, The referee has given a corner. Ecco Agi. No, comunque con Agi è incredibile. Con Agi è incredibile. And the goal. Meme agiano, meme agiano. Siamo contro il Manchester. Now who's Comunque going con to lo Spezia, per tutte le partite vince con noi ovviamente. Ball driven towards the far post. No, ma cosa? No, ma ragazzi, avevo capito che non devo andare in Serie A. Ormai mi sembra abbastanza palese. Uno dei peggiori Venezia degli ultimi 106 anni. Guarda, oddio. Forwards. Se non sbaglio la semifinale è questa. Upfield. Muscular approach Attenzione does veneziano pay con off una here. rabbia quasi He is incalcolabile. Non si può calcolare. A heavy challenge. Vabbè. There's great running on show here, but ultimately there was no way through. Sponda Simulator, bravissimo. Dai di cattive. Niente. Dealt with nicely by the defence. Non gira Beppe, non gira. That was well positioned and well pitched. Chiamaro finale. Chiamaro. E fino a quando potremo cantare la Serie A, vai a cagare. Veneziano. Rabbia devastante per il talento. Come, vabbè, ma se sto stronzo me la prende. Ok, sì, ok, Kino. Di testa, niente, gol di testa non arriva. E fino a quando potremo cantare. Sì. Lo so, oggi per questo ti amo più di qualsiasi altra cosa al mondo. Solo Guy è superiore a tutti perché Guy ha creato tutto, ma Guy è il creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Tu è il regno, tu è la potenza. Paul è Mangai. Up towards the front. Però intanto qua rischiamo di uscire col Mantova. Hoisted clear. Defending of Polemica. variety. Marcatura stretta su Bussion. Guarda Bjarkason, comunque Bjarkason è una roba. E fino potremo cantare. Dai veneziano, vai a cagare. Dai, come? Vabbè, ma He's dai. enjoyed that. He evidently loves the contest. Grazie Tecmo, io mi stimo perché sono un bambino problematico come Amedeo Doni. And it's played forward. Spread out to the left. Bella, finalmente un passaggio degno. Palla in mezzo. Non ci credo, anche questo hanno preso. Real chance. Niente, non va. Half-time whistle goes. It hasn't been a bad one, not by any means. Ragazzi, mi raccomando, Intensity levels are there. supportate. Just like that. Guarda che bella sta cosa, la causa di Amedeo Doni. Un bel mi piace. E 10.000 euro di donazione. Dai raga, dai Cuba, dai. Non essere pachidermico, Cuba, dai. Veneziano. Niente. So they head in no further forward. The score here still. Lo so. So we're just È un meme, devo fare l'influencer. Yeboah, comunque tutti in difficoltà siamo. Forse non siamo pronti mentalmente, a mio parere. Siamo una squadra ancora diciamo, immatura da questo punto di vista. Vai Tecmo, vai. Purtroppo no, Goccioni, una beffa atroce con un'espulsione come Indiana. Siamo ai playoff e stiamo anche rischiando. Basta 2 pareggi, teoricamente se il regolamento è quello ufficiale. Con PES è sempre una roba strana. Questa no, ai. No, il primo tiro. Mamma mia, la vedo orrenda, ragazzi. No? Come, dai, bravissimo Come. La tensione è trombabile. Veneziano. Comunque anche Tecno è uno. Attenzione Veneziano! È un papabile per la squadra del canale, Amedeo. Tecno Gamer. Well, that was certainly impressive.
Grande. Just a shame the finish let him down. Venezia. No, no, non c'è niente da fare. Ma è un Cume. Forse il Cume vuole andarsene, ragazzi. Forse Venezia è una piazza ormai stretta per il talento non so che cazzo, ma che talento sono. Con un talento, marcatura stretta su veneziano. Per me perdiamo 1-0, guarda, me lo sento. Gol di Mager. Eccolo qua. O Bonfanti. That has been knocked clear. That's been won straight back. Attenzione, attenzione. Looking for a decent ball in. Non la vedo brutta, me la sento negativa, non so il perché. E poi percepisco poco Gai. Senza Gai non riesco. Guarda come Pachidelli, no, veneziano sta pensando alle zoccole, secondo me. Lanciami bene, lanciami bene. Lofted through here. Bravi, questa è bella. No, era... Cosa fa? That's really well maneuvered. Come spietato. Game forwards. Sì, un papabile Tecno. È la modalità Maradona. Ci sono anche fuori gioco per guardare la chat, ma... Excellent challenge there. Invece stiamo perdendo nel momento più importante. Però per rosso è colpa mia, cioè sono onesto. Calmly anticipates. Il cubo prova a lanciare Yebo. Vai Yebo, diventa... Dopo questa meritiamo la retrocessione in C però, Madonna del Scignò. Can he spark a counter here? E fino a quando potremo cantare Popole Mangai, Indogazzo stai. Gai con l'amorosa, Gai, me lo sento. Senza Gai la promozione è solo un miraggio, mamma mia. No, Pioi. Veneziano lancia in maniera splendida. Biarcason, ti prego. Ma perché rallenta? Ma perché ho dei giocatori che sono rincoglioniti? Dai, Gai, ti prego, siamo 0-0 l'andata col Mantova. Ma qualcuno, ma il regolamento ufficiale, con 2 pareggi passiamo noi, sono terrorizzato. Però non posso già ragionare così, i perdenti ragionano così. Devo chiuderla io. Il Cume è lento, il Cume è stanco, ragazzi. Il Cume è stanco. Veneziano è stanco, è maciato. Asani ci prova. Asami. Lanciami, questa è bella, questa è bellissima. Niente da fare, non c'è proprio storia. Non ci vogliono in A. Sponda di un Cume atrocissimo. Ma vaffanculo voi e la squadra di merda che ho. Ma lo sento, Guy. Sento che la squadra non c'è. Percepisco da questo joystick, da questo joypad maledetto. 5 minuti per l'andata contro il Mantova. Lanciami bene. Veneziano con un cuore grande così, ma con l'espulsione pesante. I tifosi infatti sono un po' incazzati, solo le ragazzine sono felici. Le fanciulle, che comunque in topless supportano sempre il talentissimo. Guarda che Tecnogamer è un grande, anche lui è un collezionista, E finisce qua l'andata. Molto bene, molto bene. Bravi ragazzi, bravi. Questo è il Venezia che voglio io. Il gruppo di Telecaz. Godo. Ciao Sampdoria. Andata godo come un riccio in calore. Cesena in finale al 98%. Sì, no, ma Tecno crazy, uno giusto, Tecno. Voglio Prussia, cazzo. Non riesco a beccarlo mai, Prussia, che devo anche sentirci. Poi ho fatto male, tutto quanto. Allora cambiamo maglia. Ma Prussia me lo godo, cacchio. Prussia è veramente il cuore nostro.
Vai, vai, sì, sì, Tecno, assolutamente. Oh, Padovano, vai a trovare. Ragazzi, se perdiamo siamo fuori, se mi lo dico. A warm welcome to all of you on this utterly glorious day. Positive vibes all around us, nigh on perfect conditions. There is a Striscione incredibile, crediamoci, crediamoci. We will be getting underway very shortly. Veneziano è preoccupato, però. No, ma comunque non capisco cos'ha la squadra. Everyone involved is absolutely up for it. Ma anche il Cume comunque non è in condizioni. Action has already started. Veneziano ma è troppo, non possiamo giocare così in fascia, non abbiamo le capacità. Can he latch on to this? E fino a quando potremo trombare. That has been clubbed Opole away. Vangai, regalaci un Been sogno. won straight back. Niente da fare. Ragazzi, dopo siamo in 23, ragazzi. Un mi piace, una donazione, 1000 euro, ragazzi. 1000 euro per Amedeo Doni, ragazzi. Un ragazzo in difficoltà. Ha perso tutto: casa, lavoro, famiglia. La sua compagna, la dottoressa Amedea Dona, Aimed into the middle. se n'è andata per un uomo alto e bello. Amedeo è bello ma basso, purtroppo. Fiove, prego. Moved on forwards. No, non voglio farmi la Serie B, per piacere, veramente. Sto bestemmiando in aramaico. Busio. Bussio. That's really well manoeuvred. Dai. Oh, well measured. Te me la passano sempre. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Dai, Fioi, dai, Fioi. Complication. Amedoni, Amedoni. But the game hasn't yet sparked into life. Clipped into space. Dalla. Lucio. Decent No. great build-up. We all deserved a better ending. Dopo sì, tu sei dentro. Se vuoi entrare anche sul gruppo Telegram, poi c'è Amedeo Doni o Agi e Ayman che danno supporto. Adesso pensiamo al calcio giocato. Veneziano di testa, non ci credi! Non è vero, vado via. Vado via. Ecco, bravo Amedeo. Adesso pensiamo per piacere al calcio giocato. Grazie, neanche di testa. Venezia! Che roba. Decisive effort. Well, there wasn't much else on there, so why not have a crack? So nearly. Che rabbia. Portiere che esce sempre. Veneziano. Chance for a shot. Niente. Chance for cazzo. Yashin al Mantova, ragazzi. Dai. L'incornata. Come dai? Oh, smashing it. Niente, non vogliamo andare in A, ragazzi. Worry or two. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. Sono schifato. Tecno del 93, credo, dal numero. Sì, più non sono i centimetri del pene, ma... Cioè, complimenti a lui. You can run onto that. Incredibile, però per piacere ragazzi, un po' di concentrazione, siamo a un passo da una vergognosa eliminazione da sicuri promossi, dopo una rimonta fenomenale. No, Fiori, dai, però. L'impossibile mi sta parando. Yashi, attenzione, questo deve essere gol, se no segno... Fuori gioco, ma vaffanculo. The assistant referee has his flag raised for offside. Me la passano sempre quel secondo dopo per... vabbè, resto zitto perché... Grande Tecno. Ma siamo... me lo sento, gol al 90esimo di qualcuno di loro e perdiamo. Fino a capire se lo 0-0 è sufficiente, ma... non possiamo ragionare così. No, questa è orrenda, in 102 stati, dai. Buttala su, Bussio. Nice looking E ball. Veneziano dorme. That's a cute ball. Roba nostra. And he's there to clear it. Lo so, laziale Giampiccolo. Lo so, Giampiccolo. Quanti gol. Tutto ha parato sto stronzo. No! He's in there. Mamma mia. And can he finish it? Oh, it's gone in. And they have an aggregate lead. Dai, non devo andare in Serie A. What was needed,
and he executed it smoothly. Yeah, keeping calm and taking a touch like that. Sto when it's all dominando, going on around incredibile. you È girato isn't always tutto per that quelle easy, espulsioni. but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple. Non ho parole, ragazzi, non ho parole. Mi dispiace, un altro anno in B. Penetrate first. It is a truly precious lead. Raga, ho bisogno del supporto finale per piacere, perché sennò veramente chiudo tutto. E Muscular approach does pay off here. mando la questura da Medeodoni. That pass has been well Ha cambiato le intercepted. posizioni in campo, non so, ma veramente non ho parole. 1000 azioni, un tiro, un gol. And it's played forward. Finisce qui. Challenge there, uncompromising. Well, the defense just about came out on top, but they were Però se c'è il gol in trasferta, se no è finita. Non so il regolamento. Sì. No, ma è finita, Takes a ragazzi. shot. Decent strike, kept it fizzing low. Well, that would have asked some awkward questions of the keeper. Ma How come to stay sta? on Non top. posso vedere la squadra. Ma questo non entra più, è lui fake. Non entra più adesso, è fatta apposta però, cioè perché non deve entrare più? Speriamo, Peppe, speriamo. No, non so più parlare, non so, Over to the sono left. finito. Played back in. Sono finito, sono incapace di Expected intendere. better, and so did he. Aim forwards. Is onto it in a flash. Sì, nella realtà sì, ma qua non lo so. Cioè, ma non mette in campo il giocatore forte della squadra dopo di me. Cioè, ma dai, vabbè. Can he Cioè, è stop the incredibile, counter here? incredibile. Incredibile. Guarda, sto in silenzio adesso, silenzio. And claimed it back swiftly. Moved on forwards. Penso in silenzio. come- Cut short. It'll be a throw-in. Vediamo le offerte, sono sincero, sì, perché non merito questo scempio, sinceramente. Sono delusissimo. That has found him in acres of space. That's very neat. That has been knocked clear. He's not played the ball, that's a foul. Grazie a tutti per il supporto, tanti mi piace, tante persone. Vi ringrazio tantissimo, Fiori, però purtroppo uno dei momenti peggiori della storia del canale Comendiano. Una beffa mai vista. Well, plenty of talking points in that first half. E Compagnon non entra. Anybody's game here. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been La coppia che... Attenzione, Yeboah. No, vabbè, Stroppa, sei un figlio di Troia. Cioè, veramente, ma proprio sul più bello. Guarda che roba, dai. Col Mantova Cesena alla finale dei playoff, ma dai. Ma per cortesia. Veneziano, prova non mette Compagnon. Dai, ma per piacere. Era Yeboah, un altro rincoglionino. Sì, l'avevo chiamato, sì, ma me lo sentivo, cioè lo conosco questo gioco, lo gioco da quando ho un minuto. Throw that, picked off with relative ease. And he cuts out the supply. Oh, perfectly measured that. He's got space in the area. No, il Cume è andato. Può andare via il Cume. Perhaps momentary. No, ma gioco io, vabbè, ma te, dopo ci ragioniamo. Scusa, mi sono scioccato. Get a throw in. And he's picked out the run. Gets into some space. A real chance! And into the grateful arms of the keeper. Silenzio assordante. Grazie per il supporto. Devo ragionare bene a fine stagione. Perché dopo la squadra... Proves too Ma strong. non... Dov'è il... No
noticeable change. No, guarda, non sanno giocare, non sanno giocare, con Fake era gol sicuro questo, vai a fare in culo, stroppa a te e tua moglie, tua zia. Un tiro o un gol hanno fatto sti stronzi. Ma sbaglia anche il cume, dai, non... purtroppo lo sapevo. Lo sapevo, purtroppo conosco il gioco. Senza l'espulsione, è tutta un'altra storia, ma qui sceco in mano. Adesso entra, adesso lo mette, adesso lo ha capito. Speriamo, avevo 20 minuti scarsi. Le compenso sono ovviamente 20 minuti scarsi. Adesso mai più. Ti prego, Fake. Adesso o Fake o mai più. Adesso lo mette quel coglione. Ecco, non l'ho chiamata. Non l'ho chiamata. Per piacere. C'è una pressione, ragazzi. Fallo, non fischiato, va bene, dai. Va bene, va bene. Dai veloci, dai veloci. Veneziano è nervosissimo, lo percepisco. Guarda che culo. Dai. Troppo vicini, bravo Fake. Eccolo il Fake, no! Dai, fioi. Crediamoci, tutti in avanti siamo. Mi ha tolto? No, mi ha tolto. No, vado via. Mi ha tolto dal campo, sto coglione. Vado via, salutiamo il Venezia. No, attenzione, bruttissime immagini dal penso. Il Cume se ne va. Non va in panchina, attenzione. Il Cume ha urlato a stroppa: sei un coglione di merda. Queste sono le immagini da Sky Sport. Saluto il Venezia. Adesso vediamo le offerte sul mio procuratore Gigi Palla. Il mio procuratore Gigi Palla mi ha trovato una squadra. Grazie per tutti, ma no, guarda. Non è un addio, però bruttissima immagine. Comunque, mamma mia, Veneziano. Attenzione, addirittura sputa tutti Veneziano. Attenzione, Boogeyman Veneziano. Con i vermi, come nella WWE, come tanti anni fa. Non ci credo. Grande Stroppa, grande idolo. Bravo Stroppa. Ciao Venezia. Adesso vediamo. Purtroppo lascio Venezia proprio nel peggior dei modi. Si è incazzato nero con un'immagine orrenda comunque. Che sporcesina, 7-0. Allora ragazzi, cosa facciamo? Proviamo a chiedere, come si dice, con Gigi Palla di provare ad andare a qualche parte. Elenco di offerte nessune, ma Galaxy, perfetto. No, guarda. Ah, ok, per la prossima finestra. Vabbè, ho caro per la Sampdoria comunque. Ciao Luca, ciao Pisci, ciao Pisci. Cazzato nero, no, mi puoi togliere via 10 minuti dalla fine, dai, sei una merda. Fuetti, i Galaxy, anche no. Mamma mia, comunque l'ultima intervista di Veneziano, Stroppa è un incompetente. Non è un addio, ma con Stroppa io non ci sto. Va bene, va bene. Capocannoniere, non mi ciuccio la scarpa d'oro. E adesso vediamo un po' le offerte. Oh, ma è una bella offerta anche, vediamo. Trattative. Sempre queste, perfetto.
Adesso cerchiamo di capire qualche consiglio, ragazzi, perché io sono un giocatore da Serie A, ragazzi, cioè questo l'ho ampiamente dimostrato. Tanto vediamo qua. Non ho parole. Ah, hanno già azzerato tutto. Vabbè, comunque Scarpadoro me la sono vinta. Vediamo. No, col Monza no, perché è colpa del Monza se non siamo in A per quel punto di merda. Allora, richiesta trasferimento. Stiamo in Italia perché ancora non siamo pronti per l'estero. Qua però anche se, cioè, dobbiamo anche, insomma, come si dice, non possiamo chiedere il Milan a squadre qua perché non è plausibile. Come all'Inter neanche no. Sì, ma non serve il gioco comunque, Tecno. Sono io, cioè gioco io. Allora, vediamo un attimo. Allora, l'Atalanta che ha tanti giocatori, però rischio di far panca. Non lo so, aspetto consigli, ragazzi. No, ma farà cagare gli Stati Uniti, dai. Cazzo, il Cagliari di Heyman. Questo è interessante. Allora, proviamo a farlo a chi è. Cagliari di Heyman. Però Heyman mi deve garantire un commento al minuto però, e 300 mi piace al giorno. Cazzo, il Cagliari di Heyman. No, sono teso anch'io. Dall'uomo che ha creato tutto. Sì, chiediamo richiesta di trasferimento. Al Cagliari di Heyman mi gasa. Ti manda pure. Allora, vediamo. Trattativa riuscita, ragazzi. Gigi Palla mi porta dal Cagliari di Gai. Ragazzi, vediamo lo schema. Vabbè, abbiamo Esposito. Tutto, vabbè, Belotti. Si riescono a fare merda, però. Come Riva, ragazzi. Raga, allora. Comunque uno striscione fuori dal taliercio veneziano. Fai bene. Scappa da questo stronzo di Stroppa. Ci ribecchiamo in Serie A. Questa è la cosa. Beh, hanno 80-79. No, beh, sì, secondo me sì. Raga, è troppo bello. Proprio il coronamento di un sogno. Da Guy, a casa di Guy. Con Guy sempre dalla tribuna. Mi viene da piangere, cazzo. Raga, vai, ho deciso. Voglio premiare l'uomo che ha creato lo zoccolo duro. Paul Evan Guy. Vai, andiamo. Mi dispiace per il Venezia. Con il Venezia in Serie A torno subito a Venezia, però. Salvo cose incredibili. Ma adesso voglio godermi. Si merita Guy questo sogno. Se lo merita. Scusa, perché vedo la Serie B? Ma scusa, perché mai in Serie B il Cagliari? No? No, scusate, ho fatto una cagata. Ma in Serie B? Ma non ho visto che in Serie A. Ma ho sbagliato io, Fioi. Per carità, non è un problema, però convintissimo in Serie A. Per carità, nessun problema anche in B, però. Non ho letto male io allora. Vabbè, dai, ripartiamo dalla B. No, fammi vedere, però, scusa un attimo, ma sono deficiente, probabilmente sì. Sicuro, Serie A. Cagliari. Ma perché? No, scusa, ma cazzo, ma scusa un attimo, ma Cagliari Serie A. E c'è Empoli e Monza e Cesena. Ma chi è sceso in B? Aspetta, un attimo di panico. Allora, in B. Ah, giusto, perché sono ancora al Venezia. Che coglione che sono. Ma sì, giusto. Scusate, ragazzi, panico. Venezia, un saluto. Amo Venezia, la mia città, la mia vita, ma Stroppa non mi merita. Sì. Boh. Panico. E fino no, secondo me Guy si emoziona. Dai Guy, eccolo qua. Madonna. Siamo a Cagliari, Fidega. Ho fatto un pezzo del mio viaggio di nozze. Che bello. Sì. Incredibile. E col Cesena la prima, subito contro una squadra stronza.
Vai. E si comincia, ragazzi. Cambia. Vabbè, aspetta un attimo. Sì, però vabbè, aspetta un attimo. Ma non sono incazzato nero, però. Cioè, mi toglie 10 minuti dalla fine nel momento fake agi. Cioè, fake agi, sì, ciao, fake Amedeo. Fake agi, sono Daffio, E fino a quando potremo cantare fake agi? Dammi un bacino. Allora, aspetta un attimo. Sì. Allora, vediamo. Allora, scusate. Cosa posso mettere? Scusate, Fiori. Tu. Mi sta tutto, cazzo. Aspetta. Vabbè, tanto la metto così perché non mi sta quello che voglio. Vai. Vai. Dai, per Pole Mangai. Cesena Cagliari. In Serie A, ragazzi, il Cume da scarpa d'oro della Serie B è giusto così, insomma, dai. Allora, ma qua c'ho qualche storico? No. Non mi ricordo dov'è la statistica e carriera. Ah, mi dà la... Vabbè. Cazzi tuoi. Vai. Ok, raga. Incredibile sto finale con un veneziano che vola a Cagliari. Ciao Tecno, grazie di tutto. Dai, missione, portiamo... Cazzo, non abbiamo a Stadio Cesena, non c'è proprio del Cagliari, credo di sì però. Che è incredibile vedere il Cume a Cagliari, è pazzesco. Vediamo. Primo anno di A. È un arrivederci quello col Venezia, L'inizio è un po' preoccupante. Bellissima questa immagine dagli spalti. Pole Mangai che saluta, manda un bacio a veneziano, un grande campione dello zoccolo duro, felicissimo di vedere il suo beniamino a Cagliari. Scena bellissima, però non mi piace questo inizio. Ci provo, Guy. Real 1-0 Cesena. Inizio afrodisiaco. Comunque è già titolare, però siamo già perduti. Inizio non proprio positivo.
Occhio. Ok, Guy, ok. Ciao Cobain. Il dottor Cobain. Veneziano. Voglio il primo gol in subito. Sì, però non posso vedere una squadra peggio di Venezia, per piacere. Capisco per le partite ci sta, ma vi prego. Comunque adesso abbiamo scelto Cagliari anche per amore. Il Venezia possiamo scegliere noi, però se no aspettiamo le offerte per rendere più reale. Se no Mario di culo mi sparo 20 gol in Serie A e chiedo di andare al Milan, è brutto. Cioè, aspettiamo le offerte, tranne il Venezia che posso tornare perché la squadra è la mia squadra. Però invece io posso portare anche un progetto col Cagliari, però non è un bel inizio. Vabbè, calma, la prima partita, cioè, sappiamo che le prime partite l'obiettivo è la salvezza, Fiori. Bella sta sponda. Attenzione al Cume, peccato. Ok. Sì, un progetto, Fiori. Il Cume è il creatore di sogni, ricordiamolo. Ma voglio fare esperienza in Serie A, sinceramente. Cioè, mi è utile il Cagliari, comunque mi può dare qualcosa. E soprattutto la squadra di Gigi Riva, l'obiettivo è vincere i mondiali. Bravo Veneziano. E intanto la pareggiamo con assist di Veneziano, con Belotti. Grande Belotti, 1-1. Ricordo un bel mi piace per sostenere la causa di Amedeo Doni. Ma Venezia mi ha tanto deluso però, perché cioè, io vabbè l'espulsione, ma il cartellino il rosso. Oh, va. In difesa facciamo cagare però. Cioè, non puoi togliermi 10 minuti dalla fine. Sono tranquillo. Questo deve essere l'anno per soprattutto fare esperienza in A. Veneziano. Primo gol in Serie A dopo 28 minuti. Ti amo, Eyman. Ogni gol è per Eyman. Ti amo, Eyman, dalla curva. E intanto arriva. Altro che qua 0-0, già 2-2, Fiori. E grande Cume. Come anda? Falling behind. Eccolo, per Guy. Tutti i gol sono per Guy. Attenzione a Vittorio. Abbiamo una difesa, Guy, mamma mia, la difesa del Cagliari fa paura, però. Mi dà più sicurezza quella del Venezia. Comunque il Cesena, ma c'è il Cesena in Serie A. Doveva essere Venezia-Cagliari questa partita. In realtà con il Cume va bene, bello. Esordio da sogno, assist e gol. Sì, Guy, concordo in pieno, Che sfiga, mamma mia. Sì, però ragazzi, la difesa è veramente da cioccolataio obesi, E fino a quando potremo cantare Cole Mangai, ti lovo tanto. Ma che comunque sto ancora, cioè, mi toglie al 100 al 100° minuto, perché che cazzo, mancava perché tancava poco, però non puoi togliermi, dai. Vabbè, questo è il calcio, ragazzi. Un veneziano che se ne va da Venezia, ma fiola difesa, però esiste anche la difesa. Mamma mia, Cesena sembra Real Madrid.
cuts out the pass. Comunque obiettivo salvezza, per essere realista. Io almeno doppia cifra di gol. There is the half-time whistle. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. It's kind of Vai. a hard one to call, Peter, isn't it? I mean, from what we've seen so far, both sides Veneziano have subito di provided rabbia. ample evidence that Possiamo crescere molto in A, more goals. Veneziano. I'm sure their respective managers have reminded Perché them comunque giochiamo that contro i the big, next contro le big, contro tutti, insomma. So it's going to be interesting to see how the teams come out for Le the qualificazioni le next giochiamo comunque adesso. What a good half. They've gone blow for blow, and it's 2-2. Però le amichevoli mai, le amichevoli le odio, troppe amichevoli, un po' di coglioni. Con nazionali intendo. Well, that's well seen too. Aim forwards. Oh, can he get onto Bravo this? Cube. Gaetano. Mi manca il dribbling. Lo so, Guy, lo so. Però possiamo vincere, ma anche... Hai capito. Well, the defense proved Bravo, Cube. infallible then, but that won't be the last they'll Non è see fuori of it. gioco, non è fuori gioco. And the flag has stayed down. Oh, he's enjoyed that. Sì, anche loro hanno difesa di merda. Say Pedro cuts it out. Folorunsho. Vai Cube, vai Cube. Mamma mia. Fallo. Defending, but that'll do. Ma dai. That is as far as they're going to go. Occhio, il pareggio mi va bene a Cesena. E chiaramente lui subito fallo. Well, the referee has made it pretty clear now E that su this gol, is gol his era del last Piero, chance. di Arrigoni. He just needs to find the control button on his Mamma aggression mia. before the ref does it for him, Peter. E fino a quando potremo campare. Poi magari vai a trovare. Occhio. Bella partita comunque, stanno divertendo. Bravi ragazzi, vai. Pole Mangai gasatissimo, inquadrato dalla regia cagliaritana. Che bellissime ragazze, mamma mia, però Cagliari, veramente delle donne stupende, la Sardegna. Prevedo un veneziano carico anche dal punto di vista sessuale. No! Ma no, sti cagate, manca un po' di intesa. Salta, è un bolognese. No, non adesso. Mamma mia. Yeah, he was well placed to deal with that. E già come dipende. Occhio. Vai. Difesa che balla, 3-2 la prima giornata. 3 gol nella prima giornata con la neopromossa, non va bene. Attenzione il Cume però lancia adesso Belotti, bello. Partita scoppiettante ragazzi, eh? No, stiamo perdendo. No, per carità, io vedo un po' la squadra, un buon attacco, però Fiori c'è in difesa, soffriamo tantissimo. A dopo. Peccato il pareggio. Cioè, non meritiamo almeno il pareggio, cazzo. Bravo Gallo. Dai che nostra. Comunque voglio il primo gol di testa qua in A, eh. Bravo Kuma. Folorunsho. Oh, veneziano! Fallo. No, forse no. Però meritiamo almeno il pareggio, dai. Niente.
Cesena è incredibile, squadrone. That's the job in a nutshell now. Peccato che veramente la difesa da horror, proprio da film d'orrore. Non l'ho chiamata. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Dai, sveglia. There's going to be another change here. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart. and the Bravissimo efforts he Kume. put in. He was very willing, though, not quite able. Bravo, come girati bene. Girati bene. Non siamo fortunati però. That was very necessary. Necessary. Keep calm Bravo. and carry on. That's the job Carry in a on. nutshell now. Esordio strapositivo, gol e assist, però perdiamo, cazzo. That's a throw. The changes then in quick succession. Bravo Kume. No, guarda che passaggio di merda. I thought it was going to happen then. Dai, stiamo dominando adesso però. Can they realistically expect that? Il Kume è bravissimo. Chance! Denied by an instinctive save. Well, Pareggio lo someone's meritiamo, doing his però, job, Peter, that's for sure. There's going to be another change here. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager reversed. Veneziano di testa e non entra. That's a half decent try. Yeah, he may have snatched it that a bit. Vabbè, la squadra c'è, sono contento. In zona offensiva vabbè, va bene. Sono in difesa, 3 gol dalla neopromossa. Scontro diretto per la salvezza già non positivo. But it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Oh, that's well done. Really robust. Goes down, but nothing given. Non cominciamo bene dal punto di vista del risultato, però bello questo attacco però. Kume, vai Kume. Down the danger. Dalla! Bravo Kume, dai, dai! Sì! 2 gol, 2 assist e un gol per il Capolapo. Grandissimi, ma grandissimo Cagliari. E grande Belotti, doppietta. Mamma mia, in attacco siamo fenomenali, His spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. Molto, He didn't molto even look at the good. goalkeeper. Siamo, Gai. 3-3 e silenzio. That's it. It ends in a draw. Neither Grazie, side Agi. able to press for the ultimate Beh, winner. sono contento. Poi adesso vado in spiaggia con Gai. Appuntamento con Gai in spiaggia con qualche gnoccolone. E il Monza perde, godo. Primo gol e 2 assi. Intanto Venezia, coglioni. De Bruyne calciatore. E fino a quando potremo cantare O Kume vai a cagare. Ed è subito Cagliari Monza, ragazzi. Questa Fiori la voglio vincere. No, ho letto Gai. Ho letto non ci ingaggia Gai, no, cioè, la Gai mania. Signori, la Gai mania. Sti stronzi maledetti. Scusami, Chinope, ma ci avete rotto 3/4 di cazzo. Mettiamola bianca, mettiamola bianca. Vai, si festeggia, man. Dai, adesso sono carichissimo. 19 mi piace, 25 spettatori ancora. Mamma mia, vedi. Pian pianino stiamo tornando, cazzo. E a gennaio, Fiori, si parte. C'è lo stadio, Godo! Gora, ragai! Non c'è la casa di Gai! No, c'è la casa di Gai! C'è la casa di Gai! C'è la casa di Gai! La pace delle pace, la casa di Gai! Che bello, ma se lo merita Gai. Una stagione a Cagliari minimo se la merita, cazzo. Per quello che ha creato. Dal niente, Gai. Dal niente il sogno. Attenzione, Monza maledetto. Monza bu. Ecco, magari nostre robe. La casa di Gai. E io bianco, maledetto. Il Monza ci ha rovinato comunque la promozione. Mamma, Fiori, no, alla difesa del Cagliari farà qualcosa di inguardabile. In 50. Cos'è sta roba, Fiori? Ma no, Fiori? Ma cos'è sta roba? Perché sono in difesa?
He's got options in the box if he gets his head up. And he shoots! Collective sigh of relief from the defence. And this is why almost Mamma every mia. team presses from the front. Momento di panico. Comunque il Monza è l'antitesi del Cume, Fiori. Creates more chances. Ma siamo qua, adesso sono incazzato nero, ma con stroppa più di tutti. Ma adesso vediamo il sogno del Cagliari, fai vaffanculo tutto. Deft little ball. Pensa a portare il Bex, porto il Cagliari in Europa, penso che Gai mi schippetta la vita. Cioè. Undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. La maledizione di Chinotto. Invece voglio il Chinotto da Gai, cazzo. Con il Cagliari in Europa League. And the counter Bravo. No, non era per... muscular approach does pay off here. Di passaggio 65 di media. Bravo. No, no! Non è mai fallo. Dai, raga. Probing pass. Però Game Pass. Not pretty, but it gets the job done. Oggi è un Cagliari più guardingo. Qui alla Eyman Gai Arena. Siamo all'Eyman Gai Arena, signore. Ragazzi, ed è subito Cagliari mania. Ed è subito Cagliari mania. Ed è Cagliari mania. Cosa fa il Cume? Si viene con le mani. Goes again. No, non è vero. Ed è gol. Ma cosa ha fatto? Oh, mamma mia. Non è vero, non è vero. Mamma mia, il Cume ha fatto un'azione però da fenomeno. Ed è 1-0. Mamma mia. E Chinope sta in silenzio. Grandissimo tiro qua, Veneziano fa una giocata da urlo, esternazzo puro palo. Tink, Esposito. Mamma mia, mamma mia. A 1-0 lead established. Mamma mia, signori. Too well that things are far from Chinotti per il Cume da parte di Gai alla Eyman Gai Arena. Cerroli. Ok, Serie A scoppiettante, eh. Pass the better. Un fantasmagorico Cagliari. Aim forwards. Grazie Stroppa, mi sto divertendo troppo, ma non tanto per le vittorie, perché comunque c'è la lotta per la salvezza, è per vedere Gai così felice. Veramente un Gai così felice è meraviglioso. No, attenzione, dalla curva, un striscione di Emangai, Cume. Amo tantissimo la mia ragazza, ma tu sei tu. Attenzione, striscione mostruoso di Gai. With that. A rischio la storia di Gai con la signorina Gai. He's in plenty of space Ancora un there. Cume spettacolare. Voglio che il primo gol di testa a Cagliari. E intanto. No, Without complication. sì, ma Stroppa è un coglione. Cioè, il Venezia ha perso il campioncino. Chance to shoot. Mamma mia. That's a half decent try. Yeah, he may have No, attenzione ragazzi. Attenzione. Un idolo storico. Uno di noi. Della vecchia guardia. PES. Incazzature. Divertimento. Master League. Il grande Prussia 86. Ciao Prussia. Ciao caro. Ciao carissimo. Complimenti tanto per il video di oggi. And if you have just Che è un Prussialandia. Sono russo sessuale. Grande Prussia. score is 1-0. Ci dobbiamo anche sentire, ma guarda, veramente sono impanicato tra casini, impegni, un bordello. Ragazzi, questo è un mediano, eh. C'è due portieri nella realtà, però questo è il mediano dello zoccolo duro di gennaio, insieme a Michelotto. Preparatevi. Attenzione a Prussia, quanto me lo godo quest'uomo, cazzo. Cioè, è come noi, proprio come noi. La vecchia guardia di PES. Cioè, non so se è un complimento di sta roba che è come noi, però. Cioè. Poi vabbè. Di Firenze. Idolo assoluto. Cioè, questo merita 70.000 iscritti, ragazzi.
Comunque non sono più a Venezia, sono a Cagliari per un disguido con l'allenatore. Praticamente ho bastonato Stroppa, abbiamo perso la Serie A per un punto e poi i playoff e sono a Cagliari. Tipo Lehman Guy, che è diciamo l'idolo del canale, ha creato tutto lui. Ha creato YouTube Lehman Guy. Che contento che sono di vedere Prussia. Sì, vabbè, chiaro. No, ma Prussia, il progetto Michelotto Prussia in mediana, posso sperare questa cosa. Sopra i 2 metri entrambi, come sempre, perché Michelotto, potenti, cioè non so, di piccoli Hulk, cioè come si dice, praticamente un 2 Shaquille O'Neal di muscoli, con i piedi non proprio fatati, però cioè due muri devastanti. Michelotto Prussia. Sì. No, ma Prussia, Fiori, cioè, ha proprio lo stile che piace a me, perché lo stile nostro di noi millennials rincoglioniti, nel senso. Poi vabbè, Prussia c'è un aneddoto incredibile. Io ho caricato un giorno un video dove praticamente oddio, non viene il termine. Vabbè, insomma, ci hai raccontato delle moto, queste robe qua. Io non ho neanche la patente da buon veneziano, quindi non me ne intendo. Però praticamente hai detto no, che c'è un sito dove si non porno. Attenzione, intanto. Rigore! No, cioè, no, vabbè, Cagliari Landia. Scusami un attimo, Prussia, poi finisco. Grazie, Prussia, ci senti comunque è incredibile. No, ma quando comunque in velocità, quando hai commentato che non vuoi il pene dietro la schiena, ciao, sono esploso. Grande Prussia. E 2-0 intanto. Ciao Monza. Mamma mia, che Cagliari, addirittura il rigore su Pesca in evento, guarda che roba. Sì, un altro, sì, ragazzi, sono... Ma Prussia deve capire se possiamo fare qualcosa su PES insieme, sinceramente. È che io purtroppo gioco su PC, cazzo. Per carità, posso prenderlo, anche perché su PC non si trova più la chiave di... Cioè, 900 euro. Però mi piacerebbe fare qualcosa insieme, perché proprio abbiamo lo stesso stile di gioco, nel senso, siamo proprio due pazzi. Però la scena, non voglio il pene dietro la schiena, cioè... Io non me ne intendo di moto, non sono proprio non ho la patente, però sono esploso. Troppo bello, grande Prussia. Dovevamo ragionare, però qua tutto quanto è chiaramente patchato, qua sono stati tutto ufficiale, ma non puoi giocare online con questo. Quindi bisogna capire come fare. Cioè, perché ci divertiamo a sbrega, vecchio, cioè... Sì, vecchio il nostro modo di Venezia, perché non mi conosce ancora che... Ciao vecchio, praticamente. E questo è il nostro modo. Attenzione, mamma mia, Gianfranco Cume Zola, fiori. Alto 1,92 m. Bella lunga, mamma mia. Questo Cagliari mi sta gasando. Guarda, che bella, altra scena di Guy. Ciao, fanculo fidanzata, c'è solo il Cume. Mamma mia, parole forti di Guy. Voglio il gol di testa, però. Cioè, io sono il fenomeno di testa. Attenzione! Mamma. Sì, le zavorrine, no, beh, sì, te lo giuro. Cioè, queste zavorrine qua me le immagino col tacchetto alto, pantalone stretto, culo in bella vista, me le immagino così, perché ripeto, non so niente di... non ho né patente, neanche, sono andato in bici a 13 anni la prima volta, quindi per farti capire, mamma mia. Ma le zavorrine mi gasano, tutte fighe così. Un uomo con tanta Prussia. No, non è cattiveria, ma non voglio un pene dietro la schiena, ciao. Non te lo giuro, Cioè, no, ragazzi, un veneziano a Cagliari. Ultima ora Stroppa si suicida dopo le prestazioni di veneziani in Serie A. Sì, no, ma ci sta, comunque, ci sta. Comunque, ecco una cosa, il PES su console per me perde tanto proprio dal punto di vista che non puoi moddarlo perché tanti giocatori mancano. Ho visto un po' che anche chi ti hanno consigliato dei giocatori, non ti consiglio nessuno perché sinceramente
appunto con le patch console mancano tantissimi giocatori, mancano le facce. Excellent challenge È un there. peccato, c'era PC, te la godi molto di più, vecchio mio. So what can they make of Cioè, attenzione, veneziano. Sublime, sublime come un film di Fassbinder. by the defence? Comunque sono stato quasi un anno a Firenze, ancora tanti anni fa. Avevo un'ex ragazza Mina. e mi ricordo un Venezia Milano, un Fiorentina Milan 1-1 mi sembra, dove veramente ho rischiato il linciaggio e la crocifissione in sala mensa. Solo che sono talmente gasato che non so che puoi parlare, sono frenetico come la supercazzola del buon Tognazzi. Cerroli. Comunque sono russo sessuale, Russia. Scusate, non voglio trascurare nessuno, però me lo godo. Prussia, mamma mia, ciao Chinope. Ciao Chinope. Clubbed away. And trying everything to subdue him Everything, every What they've cazzo. got to realise, Pete, Se gioco in inglese perché con questa get away patch with qua puoi excessive giocarlo solo in force inglese. along. So Mi sono scaricato anche la patch del 2000, 2002, del 94, del 95, 96. Cioè, PC ti dà una prospettiva diversa sto gioco qua. Tutti gli stadi, cioè, comes to the dai. pressure. Sì, no, ci becchiamo sicuramente. Veramente mi spiace tra l'acciacco e tutti gli impegni. Arrivo a casa, sono stanco e faccio fatica. Non ho più, lo sai bene, tu sei più grande di me, sei dell'86. Cioè, dopo il lavoro so che si fa. Poi sono poco chiaramente con la mia dolce metà e quindi lei dura. Non ho più 20 anni, sono anziano ormai. Guarda Chinope. Ciao Chinope. Ciao Chinope. All at his mercy, and somehow he's missed it. Sì, Gianpiccolo, però c'è un problema purtroppo col fatto che cioè, non riesco a fare più di una Master League perché praticamente purtroppo il gioco non si trova. Sì, a 900 euro, ma va bene. Se qualcuno ha un codice possiamo trattare anche assolutamente. E quindi solo una stagione mi fa sia di Diventa un mito che delle Master League. Se tu sai come sistemare sta cosa, intanto mi sto giocando campionati singoli e tornei personalizzati. Cerroli opts to play it back. Sì, lo so che c'è la versione della telecronaca anche di piccinini, ma non ho voglia di scaricarla in questo momento. Sono troppo Chinope dipendente. Attenzione veneziano, splendido, splendidamente splendido. Un Cagliari fantasmagorico. Pass. So now we're going to get those Ok, changes Chinope. we have been expecting. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes Ho la schiena finita, ragazzi. Però stavo ancora un pochino, dai, che voglio stare con voi. Comunque debutto fantasmagorico. Leading by 2 and the finishing line. Ecco, guarda, Laziale Gianpiccolo, se mi spieghi sta cosa, mi dai la versione, diciamo, quella completa, guarda, ti regalo, non so, una prestazione sessuale da Tori Black e tante altre belle pornodive. That's really well maneuvered. And it's Cerroli. Ciao Plus, ci sentiamo, dopo ti scrivo su Instacaz. Can he deliver? And he's there to clear it. Grazie Gianpiccolo, grazie. Il buon Vito Scala. Lo so, infatti, mi piacerebbe fare lo zoccolo nella stagione 99. Bravo, vedi che guy intelligente. Anche per non ripetermi qua, chi mi risolve sta cosa, ripeto, ha un autografo mio col nudo. And that's it. Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory, no doubt. Dai, speriamo. Perché è fatta benissimo la patch, no, però non è la 99, attenzione. Quella più bella è la 96-97, che è più completa. Comunque anche la 99, per carità, va anche bene. Però la 96-97 è già completa, la 99 no, quindi non possiamo fare la Master League. Quello è il problema, grande Cagliari. Vai. Ti prego, Vito, salvaci tu, Vito. Facciamo ancora 2 partite, poi a Nanna. Ma basta, ancora questa nazionale. No, sono ancora GP4, mi sono fermato perché ma si impegni.
E il canale sta salendo bene, ragazzi. Ciao Sandrino Tonali, piango. E un solo grido si alzerà, vai Chinope, la. Il tuo Monza è crollato, sei solo un fasullo, ma anche un po' simpatico. Ale. Vai, scusate, ho avuto di panico. Siamo contro il Lecce dei record. Siamo contro il Lecce dei record. Bella sta maglia, mi gasa. Dai Fiori, ho la schiena a pezzi, però vediamo, forse è l'ultima questa, mamma mia. Sono finito, devo riprendere, sono stato seduto, faccio fatica. Dai, chiudiamo con Lecce, voglio 3 punti. Dai, concentriamoci. Comunque sono troppo felice di Prussia, grande Prussione. Ah, Tecno. Tecno. Prevedo il ruolo da trequartista per Tecno. Insieme, cioè vabbè, Gai il titolare ovviamente. Gai sempre trequartista. Il nostro Gianfranco Gai Zola. Come anche in difesa. Per la prima volta non ho comprato FIFA, una vergogna. L'antitesi di tutto ormai FC. Siamo a Lecce allo stadio, via della montagna. Manca solo il gol di testa veneziano. Comunque ho già in mente i ruoli, ci saranno dei cambiamenti, ve lo dico già. Attenzione, il Cagliari si distende. Attenzione al Cagliari. Ah, peccato. Bellissima sta maglia comunque. Sì, ma ragazzi, cioè, non c'è né Milan e Inter senza licenza, ma dai, cioè, è una vergogna. Bello come. Ma poi sempre solo foot, cioè mi ha rotto i coglioni. Ci ho speso troppi soldi negli anni su foot. Io ogni tanto mi gioco Virtua Striker, mi gioco la storia, cazzo. E PES comunque rimane più bello, punto. Più moddabile, più tutto. Adesso però concentriamoci, ragazzi, perché Gai pretende. Veneziano, tiro, mozzarella. Sì, bravo Doni. Ogni tanto Doni mi spara qualcosa di positivo. Dolce Doni. No? Mamma, cosa ha preso? Grandissimo. Che Cagliari. Noi stiamo un po' soffrendo, cioè d'altronde secondo me c'è salvezza a questi. Falla, bruttissima attacchettata ai danni del Cume. Geniale Cume, geniale. Ancora Cume fantasmagorico, Cume bello. Ti amo Gai. Grande Guccioni. E intanto secondo gol. Mamma mia ragazzi. Grazie Stroppa. Qua possiamo, con questa media il prossimo anno mi chiama veramente una top club. Venezia, questo è un passaggio un po' inguardabile. Però non sono ancora 77, questo non lo capisco. Bravissimo veneziano. No, una merda. Bravissimo veneziano. Gai, lo so. Calma ragazzi, partenza positiva, ma stiamo ben calmi. E fino a quando potremo cantare Pole Mangai ti lovo tanto. Dove lo trovi Gai? Un altro pazzo che ti spara una cessione così dal Venezia, la mia città, Cagliari. Perché comunque se lo merito, sono dei coglioni, cioè. Mi ha perso una Serie A già vinta praticamente. Veneziano, bello come il sole a mezzogiorno.
Belotti, bello come il sole di notte, attenzione, è lunga. Ma la prende? No. Manca solo il gol di testa, o dall'altro anno 0 gol di testa. Che è la mia specialità. Gaetano. Veneziano, la gira. Un Cagliari fantasmagorico. Veneziano, di testa. Malissimo. E fino a quando potremo cantare Pole Mangai, dai che vinciamo lo scudo. Occhio. Occhio ragazzi. Portiere. Sì, chiudo con questo ragazzi, sono cotto comunque già 2 gol e 2 assist in serie A, in 2 partite e mezzo. Tete morente, E fino a quando potremo cantare Pole Mangai, vai a trombare. Ma dov'è il fallo? Scusate un attimo ragazzi che... Occhio, gol, no. Siamo un po' in difficoltà adesso. Ma che passaggio? È semplice questo però. Occhio, stiamo soffrendo tantissimo adesso. Ma c'è lo sponsor e mi ha messo, sono tranquillo. Ma ti ricordi? Che è quella live del 9 febbraio 2017, l'inizio di tutto. Ogni tanto messaggino. Che bello, che bei ricordi, ragazzi. Ma tutti soffrono la bellezza e la perfezione del creatore, Pole Mangai. Occhio. Aia. Ma chi è il portiere, cazzo? Cioè, un portiere è Gianluigi Gai Buffon. Scusa un attimo. Ah. E Caprile. Oh generosa. Comunque non meritiamo di vincere oggi, Caprile come Maradona. Dai, dobbiamo svegliarci un po' però. Grande Veneziano, sponda di una meravigliosità meravigliosissima. Veneziano, 1-0. Come show. Mamma mia, questi qua tirano di quelle bombe. In attacco siamo fortissimi, però in difesa veramente siamo da galera. È il mercato, il problema è che sta gente non fa mercato. Peccato la difesa, sì. Yellow card. E fino a quando potremo cantare Pole Mangai, vai a riposare. Occhio. Orribile questa. Ma dov'è il fallo? Vai. Oh Pole Mangai, vai a lavorare. Tete. Senti, us Lecce senza padrone. Lecce, i tifosi sono in polemica con la dirigenza salentina. Gaetano. Occhio.
Spread out to the Fuori, left. fuori. Fuori, bisillabo di That is pretty felicità. much the end of that. Grande Cume, rientra anche in difesa Gianfranco, Cume Zola. Noticeable change in the approach to defending Attenzione here. veneziano, siamo lenti. La palla recupera ancora, ma bellissimo Cume per il Gallo Beloudi. Beloudi, Beloudi. Ma no, ma di testa anche no però. Aim forwards. Could move Ma dov'è Chinope che ha perso la partita e anche l'onore? Oh, Chinope, moved on forwards. Chinope. And it's played forward. Well timed, excellent interception. Però stiamo giocando malino adesso, dopo il gol siamo un po' spenti. Moved on forwards. Occhio, bruttissima, mamma mia. Clears it away. Calma, calma, butta giù, butta giù. Dalla subito, bravissima, è lunga però. This is a really front-footed E approach. fino a quando potremo cantare. Con magari. Vai da Caprile. Veneziano. Spingi Cume. Bellotti Belleoli. think it through. So Jim, what are you thinking? Chinope, non è colpa mia Chinope, ma Monza fa il figo, no? Buttiamo fuori il Venezia da tutto. E intanto adesso il Monza va in B con 0 punti all'attivo. E godo. E godo. E noi abbiamo Lecce nel Congo. E il Cagliari non pressa più, siamo scoppiati. That's really well maneuvered. Deftly away. È scoppiato un po' il Cagliari a livello fisico. Fallo non fischiato. Good spread. Stiamo calmi, stavo Guccioni. No? Bravo Cap. And that's nice and simple for the keeper. Gaetano. No, easy pure pickings errori. there. Quanti errori adesso? Moved on forwards. Veneziano. Un tacco veramente orribilante. Impiegato amministrativo Tecmo. Non è rigore ma... Ecco guarda. Che schifo. Che schifo. Ladrata scandalosa. Però è meritato, lo meritiamo di vincere. Ti prego, il miracolo, Caprile. Dai, 10 euro di Gai se non è gol. No. Niente. È giusto così, però dobbiamo anche essere onesti. La sentenza di Ugo Cioni, sì. Peccato, però è giusto così. Dopo il gol spariti. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Spariti dal campo, Beh. Comunque danno chi rigore ormai. Pace strepitosa. Oh, non stiamo a perdere però, Fiori, dai. Bravissimo veneziano. Dai che non è finita. The pitch, the pitch. Azione strepitosissima del Cagliari. Attenzione il Cume, la aggancia bene, peccato. Peccato, peccato. Si sveglia adesso il Cagliari, porca miseria. Veneziano spondona. Peccato, che sfiga. Vabbè, siamo stanchissimi, anche in Serie A è diversa la storia. Oh, su. Va bene che il pareggio, 5 punti me li godo comunque. Oh, oh. Ma cos'è sta roba? No, Fiori, no. Rigore. Incredibile. Incredibile, incredibile. Incredibile. The time for a cool head.
Due rigori condannano la prima sconfitta al Cagliari. Of confidence. That was never Bello sul passaggio. Vai. And that's it. Well, the players and the coaches have really to think about here. Disappointing outing. They collect nothing from it. Peccato, dai, ma va bene così. Dai, tanto dobbiamo pensare alla salvezza, questo è il nostro obiettivo. Ok, Lazio, Udinese e Torino già in fuga. Raga, un sotto del comendone ma perché non salgo, cazzo? Peccato. Raga, un saluto del comendone, sono a pezzi, grazie di tutto. Mi sono divertito tantissimo. Peccato per il Venezia, ma c'è un'altra realtà. Quella dei Cagliari. Raga, un saluto del comandone veneziano, un baciotto a tutti. Ciao raga, ciao raga, ciao raga. Notte notte. Pole mangai, ti logo.